Tutti i raggruppamenti dei tifosi, quindi è una cosa importante che non si siano divisi, anzi ci sia un comune sentimento. E c'è un aspetto, non c'è dubbio che il calcio padel in questo momento sta dando risultati che nessuno di noi si sarebbe augurato all'inizio del campionato, anche se i primi segnali sono venuti già purtroppo dalle prime giornate. Io ho avuto forse l'imprudenza di metterci la passione del tifoso verso la quinta e la sesta di campionato, perché già si capiva anzi come sarebbe finita. Oggi credo che bisogna mantenere i nervi molto saldi, evitare di entrare dentro le dinamiche della campagna elettorale, lasciare finire il campionato, augurandoci che ci sia anche un colpo di fortuna, che oggi sappiano creare le condizioni per un buon risultato, ma insomma bisogna poi lavorare, gliel'ho detto anche ai tifosi, per cercare di coinvolgere l'imprenditoria locale. Deve esserci la disponibilità anche ovviamente dell'attuale dirigenza, perché siamo in regime privato e il miglior clima è quello in cui non ci si contrappone in modo radicale, perché altrimenti si producono chiusure che non serve a nessuno. Ci sono delle disponibilità, anche nei mesi scorsi alcuni imprenditori me le avevano manifestate, ho preferito non parlarne mai perché tutto rischia di essere travisato per la campagna elettorale. Voglio continuare a mantenere questo stile. È chiaro che il giorno dopo chi occuperà questa posizione, questa poltrona, dovrà occuparsi anche del calcio Padova, eventualmente di coinvolgere appunto imprenditori, di ricreare un rapporto con questa società e contemporaneamente penso anche creando una sorta di azionariato popolare, perché va ricostruita un po' la società, ci sono esempi straordinari. Penso alla nostra città gemellata Friburgo in Germania, che naviga nelle posizioni alte della classifica della Bundesliga e che ha l'azionariato popolare, il presidente è un albergatore e ristoratore della Foresta Nera, quindi vuol dire che si può. E l'altra cosa importante di quella società è che non produce deficit, produce utile, quindi è un cambio di mentalità che dovremmo fare tutti, soprattutto nello sport del calcio italiano.